Riparte la stagione dell'Albignasico Calcio e lo fa con un nuovo allenatore, Paolo Antonioli, ex calciatore professionista di Padova, Frosinone e Lanciano, chiamato dal presidente Fabio Cecchinato per risollevare il morale di una squadra per il 50% rinnovata che viene da una stagione deludente. Pesa ancora infatti l'estromissione dai play-off della scorsa stagione di prima categoria. Il mister si dice convinto di poter fare bene e raggiungere gli obiettivi che merita la società e i suoi tifosi. Credo che ci siano tutti i presupposti per fare le cose fatte bene, dalla società, dagli impianti e dal presidente soprattutto, che io lo reputo una grande persona per quel poco che l'ho conosciuto. Io ho trovato un clima di quelli dove capisci che puoi fare le cose fatte bene. Questo è il mio primo anno da allenatore, comunque ho passato una vita sui campi di calcio, so che aria si respira. Promozione e traguardo possibile. Lo dice il presidente, convinto che con la capacità e il carisma di Paolo Antonioli si possa tornare protagonisti. Non ci nascondiamo, riuscire a vincere il campionato o comunque essere protagonisti è sempre stato uno degli obiettivi importanti dell'Albignasico, perché merita questa platea e questa piazza sicuramente una squadra che sia all'altezza sia del nome della città ma anche di tutto quello che è l'entourage del settore giovanile che sta crescendo. E per la prima volta nella storia della società dell'Albignasico Calcio, ai blocchi di partenza della prossima stagione, anche la squadra amatori. Degna di nota infine la nomina di presidente onorario a Giampaolo Cecchinato.